iscritto a parlare il senatore Bagnai, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Intervengo brevemente in questa discussione generale per portare la voce degli studenti e dei genitori, preoccupati per l'impatto che questa crisi sta avendo sul mondo della scuola. Ma prima vorrei associarmi alle valutazioni che sono state fatte da alcuni colleghi. Io, come sapete, dal punto di vista parlamentare non sono competente per materia, mi occupo di altro, mi occupo di finanze, di stabilità finanziaria e infatti mi dispiace di essermi perso parte della discussione essendo impegnato a commentare l'ennesima puntata del Nulla europeo per la stampa e per i colleghi interessati. Però ho fatto l'insegnante e devo associarmi pienamente alle parole dei tanti che qui hanno auspicato che la scuola tornasse a essere di nuovo un luogo di cultura e non una fabbrica, un serbatoio di competenze. Questo è uno snodo fondamentale. Vorrei associarmi a quelli che spero abbiano messo in evidenza come forgiare una scuola che insegue un mondo cosiddetto del lavoro, una realtà che è in perenne evoluzione, condanna a restare sempre indietro e che certe volte volgere lo sguardo indietro, ancorarsi alle proprie radici, ancorarsi ai propri modelli culturali, doterebbe i nostri giovani di strumenti della lettura della realtà che consentirebbero loro di adeguarsi con immediatezza e con creatività alle sfide che il mondo porrà sempre loro davanti con maggiore frequenza e con maggiore imprevedibilità, come è stato imprevedibile questo virus. Vorrei ricordare quindi che la scuola è l'ozio da mettere in contrapposizione al negozio, all'affanno, diciamo così, della vita economica. E vorrei fare qui un elogio della noia e dell'ozio che tanto rimpiango e che purtroppo qui non ho più modo di assaporare, ma che sono momenti di crescita. Sul tema della didattica credo che sia già stato detto da molti. La didattica a distanza non può sostituire la presenza. Non può per motivi tecnici e non lo può per motivi umani. Noi siamo costretti da qualche mese a lavorare a distanza. Qualcuno di voi ha avuto il bene di fare una teleconferenza senza interruzioni? Eppure noi siamo in istituzioni tecnicamente molto attrezzate, no? Siamo anche persone, diciamo, mediamente alfabetizzate. Ecco, immaginatevi che cosa può succedere se insegnanti o studenti che magari non hanno la preparazione o gli strumenti tecnici, e allora vorrei portarvi qui la voce di quegli studenti che, avendo avuto negli ultimi mesi l'impossibilità di seguire un percorso scolastico normale, si trovano adesso di fronte a un esame di maturità di cui ancora non sanno esattamente quali saranno le modalità di svolgimento. Voi sapete che la nostra proposta era quella di procedere con una tesina scritta e con una discussione orale a distanza, una proposta di buonsenso, sapete anche com'è andata. Io vorrei anche chiarire una cosa a tutti noi. È giunto il momento di rifiutare la logica dell'emergenza, d'accordo? E mi aspetto che questo invito venga proprio dai fanatici della scientocrazia, d'accordo? Della dittatura degli scienziati, perché
Come facciamo noi ad affidarci agli scienziati, escludendo peraltro il decisore politico dal circuito democratico, e poi però non affidarci alle evidenze scientifiche? Quando questa malattia è arrivata non la conoscevamo. Molte decisioni, forse, viste col senno di poi, possono sembrare irrazionali, però io non mi permetto di valutarle o criticarle più di tanto, ma ora sono passati mesi, abbiamo raccolto dati, li abbiamo interpretati. Quindi io vorrei ricordare, tanto per dirne una, che in qualsiasi matematica 0 più 0 fa 0. Abbiamo avuto 0 vittime di sesso maschile fra i 10 e i 19 anni, che si sommano alle 0 vittime di sesso femminile nella stessa classe di età e che quindi danno un totale di 0 vittime fra i 10 e i 19 anni. Sappiamo che la letalità di questa malattia, che deve essere comunque sorvegliata, controllata, contro la quale occorre prendere tutti gli opportuni presidi, al di sotto dei 40 anni è virtualmente nulla. Quindi dobbiamo ancorarci a questo dato dell'evidenza scientifica e statistica che si è accumulata per costruire una strategia che consenta agli studenti di rientrare normalmente in classe, concentrando lo sforzo di protezione su chi invece è in classi di età superiori anche nel mondo scolastico. E peraltro forse sarebbe opportuno abbassare l'età media dei docenti, assumendone qualcuno giovane. Questa potrebbe essere un'idea che è stata anche portata avanti nel corso del dibattito nelle commissioni di merito. La logica dell'emergenza e del terrore va rifiutata, anche perché questa è una notazione politica, a me spiace doverlo dire, ma mi sembra che sia la logica con la quale questo governo, diciamo così, ha scelto di prendere tante scorciatoie e continua a voler mantenere il suo potere. E quindi vi porto la voce di genitori preoccupati di fronte all'ipotesi che i bambini debbano tornare a scuola in condizioni francamente discutibili, con il volto travisato, con braccialetti che li avvertono se non sono abbastanza. Si è visto e sentito un po' di tutto. Ci sono anche genitori che hanno pensato sinceramente di organizzarsi con lo homeschooling, pensando che piuttosto che sottoporre i loro figli a un simile trauma, soluzioni alternative potessero essere migliori. Io spero che il buonsenso prevalga, spero che ci orientiamo su soluzioni che consentano quell'interazione fra docente e studente che è fondamentale, che consentano anche ai ragazzi di avere una vita sociale normale. La scuola di per sé è un luogo controllato. Certo, ci sono istituti scolastici che per varie condizioni forse non consentono un adeguato distanziamento, ma diciamo così, il bicchiere mezzo pieno della crisi demografica è avere spesso delle classi che sono tutto sommato sovradimensionate rispetto al numero degli studenti. Quindi perché non consentire la ripresa dei corsi? Questo è quello che ci chiediamo. L'esperienza degli altri paesi europei ci dimostra che è possibile farlo. Io non capisco perché noi ci ispiriamo sempre a questi paesi quando si tratta di adottare politiche che ci fanno del male, e per una volta che abbiamo degli esempi che invece sarebbero visti in modo favorevole da molte famiglie, rifiutiamo di osservare le best practice altrui. L'aula può diventare un presidio sanitario rispetto a una famiglia dove magari il genitore sta smart workando da qualche parte e il figlio pascola senza la possibilità neanche di controllarlo, di misurargli la febbre. Quindi ragioniamo sulla ripresa della normalità. La scuola è aperta a tutti, dice l'articolo 34 della Costituzione, ma come l'esperienza dimostra, la scuola non è connessa a tutti. E allora, se vogliamo assicurare il diritto allo studio, credo che dovremo tornare all'antico abbastanza rapidamente e, come diceva Verdi, sarà un progresso. Grazie. Grazie senatore Bagnai.